Dopo un decennio di crisi, il settore dell'edilizia si sta rialzando nonostante il Covid. Questo, secondo i dati dell'Osservatorio Economia e Territorio di CNA Veneto, anche grazie agli incentivi fiscali, in primis il superbonus. Abbiamo numeri in ripresa già quest'anno rispetto al 2019, con imprese in aumento come numero dello 0,9% e un valore aggiunto in crescita del 13 punti percentuali. Bisogna ricordare anche che il sistema casa ha sofferto, ha attraversato una stagione molto negativa per quanto riguarda l'andamento economico. Ricordiamo solo che ha perso il 30% di occupati negli ultimi 10 anni. Quindi questo dato è molto importante in prospettiva. Il Veneto al momento, il superbonus ha avuto un forte impatto perché siamo la seconda regione per numero di interventi richiesti, appena sotto la Lombardia, ma ricordiamo che la Lombardia è il doppio dei nostri abitanti, quindi è un dato che ci dice molto di come stanno andando le cose, di qual è la propensione per le famiglie venete e per le imprese per l'utilizzo di questi strumenti. Qualcosa però è stato gestito male. Il provvedimento era molto interessante, è stato gestito male. C'è stata molta confusione, mancanza di chiarezza che ha ritardato molto in certi casi la possibilità dell'applicazione e questo ha determinato quindi un ritardo e in questo momento con la carenza dei materiali, con l'aumento dei prezzi, la mancanza di ponteggi, con la mancanza anche di personale richiederebbe un tempo maggiore per sviluppare tutti gli interventi che potenzialmente sono realizzabili. E ci auguriamo che questo possa avvenire con una discussione in Parlamento nella manovra di bilancio. L'appello va in particolare alla politica. L'appello che facciamo alle forze parlamentari e al governo tutto è quello di capire che la coperta è corta, ma bisogna fare degli interventi specifici per non affossare i provvedimenti e i bonus in generale. Riteniamo che la spinta che deve essere data da questo comparto al PNRR sia una spinta per la transizione ecologica ed energetica ed è per questo che la nostra filiera della casa può farlo solo se adeguatamente supportata sul lungo periodo, anche per aiutare l'inserimento di nuove maestranze in questo settore, visto che negli ultimi 10 anni insomma, sono perse circa il 30% dei lavoratori in questo settore, adesso bisogna reintrodurli e riqualificarli.